dritta vuol dire di qua. Comunque, oh, ragazzi, veramente sto entrando nel trip. Stop. Vabbè, cioè, Vai. ok. No, il fatto di fermarsi e non prendere sotto i pedoni, c'è una roba troppo strana. Anch'io mi sto fermando nelle strisce, cioè c'è qualcuno che sta attraversando e io mi fermo! Cioè, Esci dalla rotonda. non è che gli vado addosso, capisci? Cioè, è troppo strana sta roba, è veramente stranissima. Neanche li prende sotto, neanche una goccetta. Li lasciamo Cioè, vivi. non come esolo che uno è nelle strisce a metà e le macchine così accelerano a cannone per venirti addosso. No! Sinistra. Qua vedi uno nelle strisce. La prima a sinistra e qua. freni, è troppo strano. Cazzo fai fare, porco? Ho messo la freccia. E anche stavolta la Singano Entertainment vi ha portati sani e salvi tutti i wiwi a destinazione. Ciao, ma che morti? Non è morto nessuno! Ricordati Giacomo, avevi 9 anni, no? E pensa che per il tuo bene, per te, noi adesso stiamo andando in albergo. Quando Fritz avrebbe voluto tranquillamente un coma etilico canario, che non l'ha mai preso, capito? Cioè, se un coma etilico diverso. Nota mia personale che ovviamente io sbaglio come sempre perché io vedo il mio mondo, vedo la mia vita, vedo le mie interpretazioni, quindi nulla di oggettivo ma è tutta soggettività. Nella mia soggettività, porca puttana, ci sono dei locali strafighi alle Canarie, veramente strafighi, e con tutto il bene che voglio a questo albergo che veramente è bellissimo, personale simpaticissimo eccetera, ma mai Dio caro andrei a bere nel bar dell'albergo, piuttosto mi do una mitragliata nei coglioni, porca troia. E con questa scena fetish chiudiamo la puntata. La domenica mattina voglio stare nel mio letto, necessaria un'aspirina per non diventare matto. Aspetta che vuoi fare una roba, attento. Dove abito oggi? Tac, in una tenda. Qui abbiamo un pampino che fa il tutorial su come dormire in canario. In canario si dorme così, ok? Questa è la modalità canaria. Oh, peccato che la mattina non mangio, ma è tanta roba sto cacchio di hotel. Io adesso mangio. Tutti i pinzi di insalata. Guarda una battuta. No, sono seria, non vedo Dai, niente di fallo, neanche uomo. E tu bambino cosa fai? L'esperienza cioccolatosa? Molto cioccolatosa. Molto cioccolato. Strato di Nutella, il quadro. Ho capito. È l'appunto turistico-linguistico. Sostanzialmente lo spagnolo è, come dicono, un po' simile al nostro dialetto, però ogni tanto ti capita la parola che non si capisce un cazzo. Wow! Un tipico esempio di chiesa canaria in un paesino canario. Guarda, vedi che è tutto tipicamente canario. Stiamo facendo le cose tipiche. Oggi ragazzi ti portiamo al Loro Park, credo, presuppongo che ci abbiano fermato dei parcheggiatori abusivi perché non sono molto convinto che parcheggiamo qui, ci chiedono 5 euro. È anche una buona tecnica, praticamente c'è quello che ferma la gente per strada, ti dicono Loro Park e ti dicono che il parcheggio è pieno e ti mandano dentro sta stradina qua. Sì, sono parcheggiatori abusivi, mi ha dato la mancia ai 5 euro ma va bene così. Dico, alla fine il parcheggio non abbiamo capito se è vero che era pieno, costava 7 euro, noi abbiamo pagato 5, ma chi se ne frega, non è quello il punto che sia abusivi o non abusivi, il punto è che io dico cazzo, se sono abusivi rischiamo che arriva la polizia e ci dà la multa, poi gli altri spagnoli ci dicono no, non passano qua, cioè non ti fanno un cazzo, insomma, non rompono le balle, speriamo. Wow, è bellissimo. E tu mi dirai, Singano, ma proprio tu non ti senti in colpa a finanziare lo sfruttamento animale? No, Dio caro, mi mangio i porsei che ci mangiano in testa le orche come intelligenza e sensibilità. Cazzo me ne frega delle orche se faccio uccidere i maiali solo per metterli dentro il panetto. Ok,
Occhio adesso che ci sarà la mia verifica di spagnolo. Occhio ragazzi, state attenti, tirate le orecchie. Hola, domanda, a che ora si era al parco? Alla 5:30. 5:30, grazie. Gliene portiamo un po' di cinesi Wow. di Jesolo. Sì, guarda, io i fiori un po' cinesi che ricordano la begonia attamaia, ma non è una begonia attamaia, perché la begonia attamaia è una pianta appunto cinese che butta verso il basso, questa butta verso l'alto. E carpe, esatto, quelle del sushi. Questa è una pianta tipo di bambù, sembra una varietà di bambù tipo un po' enorme. E che oggi è giovedì, tacci che non siamo arrivati tipo sabato e domenica, ragazzi. Una varietà di piante tropicali che trovi qua dentro è una cosa assurda. C'è sta pianta stranissima con sto frutto stranissimo. Non si smette mai di imparare. Praticamente l'untra è una varietà di nutria, quindi all'untra c'è una nutria. C'è tantissima gente. Per risparmiare sul presentatore hanno utilizzato la registrazione. En el hogar de los delfines. Afortunadamente, aquí en Loro Parque estamos activamente comprometidos en la ayuda con los delfines a través de la investigación científica. Gracias a estos estudios conseguimos información muy valiosa para saber cómo ayudar a los delfines en la naturaleza. Corri, porco cane, uno stadio. Per toglierti i sensi di colpa fanno vedere di continuo video che recuperano animali, foreste, eccetera, eccetera. Carità, è anche vero. Da uno che non è vegano ti dico che no, non ci vedo niente di male, insomma, ecco. Se fossi vegano invece sì, sarebbe una tragedia, schiavitù, eccetera, eccetera, certo, quello sì. La pubblicità della carne alla griglia subito dopo il recupero dei pesci è una cosa fenomenale per gli amanti di psicologia. Boia! Di che pega Giacomo? Mamma mia che ti ammazza, poi no, ti ammazza. Giacomo vieni qua, aiutami, dobbiamo spiegare. Allora che hanno detto praticamente la femmina è quella con la pinna piegata, mentre il maschio è quello con la pinna dritta. Come cosa tipo? La pinna dritta è come il pene la mattina che è dritto, bacchetto. Esatto. Boia! Sì, ma spruzza l'acqua come la canzone di Ruggero dei Timidi. Guarda che è un mammifero! Lo so, ma spruzza acqua! Oh, cazzo, no! Proprio che succede? Ah! La Madonna! Ha fatto salto mortale! Oh! Anche Morgan l'hanno recuperato che stava morendo. Te l'avevo detto io, che si chiama Morgan, è pieno di droga, ci è entrato i 200 all'ora. Che bello vederli da vicino! Madonna, spero di inquadrare giusto, sì, sto inquadrando giusto. Perché scusate le... Wow. Sì, ma no, sì. Verso dell'orca. Senti. Disfruten de la vida junto a nuestros maravillosos animales. Madonna, che bestia, Giacomo, Madonna, cioè.
Ma è tanto fonda sta piscina. Oh, oh, no, no. Ciao, 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 bello! Ale! Adesso che hanno parlato di Morgan, andiamo a prendere una bamba cola. Anche perché ho il pollo. Ghiaccio anche cos'è un cocktail. Sì, guarda che roba. I denti, vieni qua che mi vedi. Le nutrono. Mamma che denti! Non sono aguzzi, ma sono tantissimi. Guarda l'occhio, che strano, adesso vedo l'occhio da vicino. Aspetta, scusate pubblico, scusate. No, guarda. È che mette a fuoco le sbarre. Mongolo io. Guarda l'occhio. Ciao.